nella notte davanti ad un bar di Cison di Valmarino, morto un 46enne, pare fosse intervenuto a sedare la zuffa dei fratelli ventenni di Parra di Soligo, fermati con l'accusa di omicidio preterintenzionale. La frazione di Toveno, dove abitava la vittima, sotto shock, lacrime e sconcerto. Alessandro dice chi lo conosceva non avrebbe fatto male ad una mosca, non meritava una fine del genere. Arrestato dalla Guardia di Finanza un 59enne di Crotone, residente in Veneto, è considerato il referente a Treviso, Padova e Vicenza di una cosca dell''ndrangheta calabrese. Il ministro dell'Ambiente Costa fa marcia indietro sulla pedemontana veneta, smorziamo le polemiche, è un'opera autorizzata. È crollata una parte del tetto dell'ITIS di Conegliano, nessuno studente è rimasto ferito, il presidente della provincia Stefano Marcon, bisogna intervenire subito. 19ª tappa del Giro d'Italia con partenza da Treviso, seconda giornata di festa nella Marca, passerella in centro e partenza della strada ovest e migliaia assiepati lungo il percorso. Sole e caldo dopo un mese e mezzo tra i più piovosi e freddi dell'ultimo secolo, arriva l'estate e weekend all'insegna del bel tempo. Buonasera e ben ritrovati da Treviso, lo avete dunque sentito dai titoli in primo piano, la tragedia che si è consumata a Cison di Valmarino questa notte, una rissa finisce in tragedia, un 46enne preso a calci e pugni muore poco dopo all'ospedale di Conegliano, 2 fratelli sono stati sottoposti a fermo con l'ipotesi di omicidio preterintenzionale. Una rissa che finisce in tragedia. Alessandro Sartoro, operaio di 46 anni di Cison di Valmarino, che resta a terra privo di sensi. Una serata di festeggiamenti che si trasforma in pochi istanti in un dramma. Il tutto succede intorno a l'1 di notte all'esterno della locanda Al Bacaro della frazione di Tovena, dove è in corso una festa per il passaggio oggi del Giro d'Italia. All'improvviso però gli animi si accendono, scoppiano alcune risse tra i presenti. I motivi non sono ancora chiari. Quello che succede negli istanti successivi deve essere ricostruito. Stando ad alcune testimonianze sembra che Alessandro Sartor abbia tentato di sedare le liti, rimanendone coinvolto, preso a calci e pugni prima di cadere a terra. Immediato l'arrivo del SUEM che trasporta Sartor all'ospedale di Conegliano, dove muore poco dopo. Sul posto giungono anche i militari dell'Arma che acquisiscono le immagini delle telecamere di videosorveglianza e accompagnano in caserma una quindicina di persone che vengono ascoltate per tutta la notte fino al primo pomeriggio di oggi. Tra loro ci sono anche 2 fratelli poco più che ventenni di Parra di Soligo, sui quali si concentra da subito l'attenzione degli investigatori. I ragazzi avrebbero raccontato agli amici di non aver colpito Sartor, ma di essergli passati accanto, poi lui sarebbe caduto a terra. Intorno alle 15 2 fratelli vengono accompagnati al comando dei carabinieri di Treviso, sottoposti a fermo di indiziato di omicidio. Intanto Toveno è un paese sotto shock, tutti conoscevano Alessandro Sartor e faticano a credere che non ci sia più. Scioccati. E conosco bene la famiglia, il padre, la madre, ma che lui era sempre qua, non avrebbe fatto male a una mosca. Dunque l'avete sentito, la frazione di Tovena di Cison di Valmarino è un paese sotto shock, tutti conoscevano la vittima, non avrebbe fatto male ad una mosca, dicono non è possibile, sia morto così. Tovena si è tinta di rosa per il passaggio nel pomeriggio del Giro d'Italia, un clima di festa che stride con il dramma che la scorsa notte si è consumato nel centro del paese. Anche la locanda Al Bacaro con gli striscioni rosa era pronta a salutare i ciclisti. Oggi però è tutto chiuso. È qui davanti che Alessandro Sartor la scorsa notte si è accasciato a terra privo di sensi. Di fronte al locale l'auto del 46enne, qualcuno sopra ha appoggiato una calla bianca e un fiore rosa come ultimo saluto all'uomo. Sartor aveva preso parte all'organizzazione per i festeggiamenti di questa 19ª tappa del Giro. Aveva disegnato le biciclette poste lungo il percorso. Oggi, insieme al neosindaco Cristina da Solera, sarebbe dovuto salire al passo San Boldo. Ieri sera a Sartor e la prima cittadina si erano visti e avevano parlato della giornata di oggi, degli ultimi preparativi. Da Solera è sotto shock, non se la sente di parlare. Ci dice solo che Alessandro era un grande amico, una persona dal cuore immenso, sempre disponibile, pronto ad aiutare gli altri. Lo ricorda così anche l'ex sindaco di Cison, Cristina Pin. Sartor 5 anni fa si era candidato nella sua lista. Un ragazzo che tutti vorrebbero come amico, mai una parola in più, mai l'ho sentito alzare la voce, sempre disposto e disponibile con tutti, ancora non mi capacito, ma nessuno di noi si capacita, chi l'ha conosciuto lo rimpiangerà sempre. Sartor, caporeparto in un'azienda della zona, aveva vicino ai genitori a Soler.
Nel tempo libero occasionalmente aiutava i gestori della locanda al Bacaro, per loro era come un fratello, ci dicono in paese. Anche ieri sera era nel locale per festeggiare il Giro d'Italia. Uno dei principali organizzatori, proprio perché è anche appassionato di ciclismo, oltretutto l'aveva chiesto più di qualche volta, siamo riusciti comunque con grandi sforzi a portarlo, ma questa festa per noi oggi è una tragedia. Sartore era stato in passato presidente della Proloco di Tovena, qui tutti lo conoscono, lo shock è forte, la commozione tanta. Sì, era un amico. Un grandissimo amico, non meritava fare una fine così. Purtroppo, sì, non mi faccia parlare. Un dispiacere, signora, che non le dico, meglio non si poteva avere. Un figlio che tutti vorrebbero così. Tutti faticano a credere che Alessandro non ci sia più, che se ne sia andato in questo modo, cercando forse di sedare una lite. Il suo grande altruismo l'ha portato a fare l'ultimo atto di bontà, e sì, assolutamente sì, Alessandro può aver fatto solo questo, cercare di sedare una rissa, e purtroppo ci ha rimesso. Arrestato dalla Guardia di Finanza un 59enne di Crotone residente in Veneto, è considerato il referente a Treviso, Padova e Vicenza di una cosca dell''ndrangheta calabrese. Una vita da jet set, ville con piscina, macchine costose e vacanze in smoking in Costa Azzurra, professione disoccupato. Le indagini della Guardia di Finanza hanno portato all'arresto di Domenico Basile, 59 anni, originario di Crotone ma residente a Gazzo Padovano. In passato aveva gestito un locale nel Vicentino a Torri di Quartesolo, ora risultava in cerca di occupazione. L'inchiesta, condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dal procuratore della Repubblica di Catanzaro, Nicola Grattieri, ha però svelato una realtà diversa. L'uomo era il referente della cosca di Cutro, in provincia di Crotone, per la zona di Padova, Treviso e Vicenza. Per conto della famiglia mafiosa dei Manollo, era diventato l'usuraio delle 3 province. Prestava infatti soldi agli imprenditori in crisi, vessandoli poi con minacce a loro e alle loro famiglie, mostrando ripetutamente la pistola che portava alla cintura. L'arresto dell'uomo si inserisce in un'operazione che ha portato in cella altre 35 persone, tutte nella provincia di Crotone, a cui sono state contestate l'associazione mafiosa, il traffico di droga, l'estorsione, l'usura e l'intestazione fittizia di beni. Ancora infiltrazioni mafiose dunque in un territorio, quello del nord-est, che non può più dirsi distante dalle attività criminali dei clan. Ha deciso di rispondere alle domande del giudice, il 19enne residente a Treviso, che questa mattina ha sostenuto l'udienza di convalida del suo arresto avvenuto mercoledì. Il ragazzo è uno dei destinatari dei 7 provvedimenti che hanno raggiunto altrettanti giovani, tra cui 4 minorenni accusati di essere i capi di 3 baby gang veneziane protagoniste nell'ultimo anno di raid e rapine nel centro storico lagunare in terraferma. Il 19enne ha ammesso le proprie responsabilità solo per uno dei 3 episodi che gli vengono contestati, l'aggressione del 13 gennaio in Campo San Polo a Venezia ai danni di 3 ragazzi. Chiedo scusa, sono dispiaciuto per quello che ho fatto, eravamo ubriachi, ha detto. Poi si è chiamato fuori da ogni responsabilità in merito ad altre 2 azioni. Il suo legale ha detto che presenterà istanza al GIP di Venezia per chiedere che il ragazzo esca di galera e venga messo agli arresti domiciliari. È crollata una parte del soffitto all'ITIS Galileo Galilei di Conegliano, nessuno studente fortunatamente è rimasto ferito, è accaduto in mattinata. Mancavano pochi minuti alle 13 quando una parte del soffitto dell'ITIS Galileo Galilei è crollato. Sono stati attimi di paura, il boato, i pezzi a terra. Si tratta dell'ingresso dei laboratori. Oggi, fra l'altro, era la giornata dell'autonomia, ci ha spiegato uno degli studenti, ed i ragazzi andavano avanti e indietro in tutte le zone della scuola. Fortunatamente nessun giovane è rimasto ferito. Ora i tecnici inviati dalla provincia stanno valutando i danni e l'agibilità. L'area coinvolta dal crollo è stata ovviamente chiusa. I tecnici sono usciti per verificare, perché dall'indagine che era stata fatta non erano evidenziati pericoli di crollo. Può essere che le copiose piogge degli ultimi giorni abbiano influenzato negativamente la questione, e adesso vedremo di intervenire al più presto.
Si tratta di una delle scuole che ha maggiormente bisogno di interventi. Galileo Galilei è una delle scuole prese peggio e sulla quale faremo investimenti per 6 milioni e c'era un intervento di circa 100.000 euro per le piccole criticità messe in evidenza, quindi siamo consapevoli che è una scuola che ha bisogno di essere ristrutturata e a tal proposito abbiamo reperito i finanziamenti per farlo. Insomma, al termine delle scuole partiranno i primi lavori per sistemare le criticità, poi il prossimo anno al via il progetto di ristrutturazione, mentre sempre per quanto riguarda gli istituti della provincia sono già in programma vari interventi che partiranno appena concluso l'anno scolastico: ristrutturazione al Flaminio di Vittorio Veneto, ampliamento al Sarto di Castelfranco ed infine ristrutturazione al Maffioli di Castelfranco. Ed ancora cronaca, raid incendiario nella concessionaria di auto Nord Automobili a Paesi in via Castellana all'alba di oggi, presumibilmente tra le 4 e le 5. Ignoti, dopo aver forzato la porta d'ingresso, sono entrati nell'autosalone e hanno dato alle fiamme una vettura. L'incendio si è propagato ad un'altra auto che era parcheggiata vicino. Entrambe le auto, 2 Mercedes, sono state distrutte. Altre 3 vetture hanno subito danni, ma ingenti danni che fuoco e fumo hanno provocato anche alla struttura dell'autosalone, che ha aperto da poco i battenti. Disperati i titolari, marito e moglie. Chi e perché abbia compiuto il gesto è ancora oscuro. Sull'episodio indaga la squadra di polizia giudiziaria dei Vigili del Fuoco assieme ai carabinieri di Paese. Ieri avevamo raccolto la denuncia di un 28enne trevigiano aggredito ed insultato per aver cercato di documentare il degrado ai giardinetti di Sant'Andrea. Il comandante dei Vigili di Treviso raccomanda di fare attenzione sul fai da te e piuttosto chiamare le forze dell'ordine. Un episodio sicuramente grave da quello che abbiamo sentito attraverso i vostri servizi, è un fatto che non ci è giunto se non tramite canali giornalistici, però ecco una raccomandazione: il fai da te sulla sicurezza urbana e la sicurezza in generale non funziona. In queste situazioni bisogna assolutamente chiamare subito le forze di polizia, che sono professionisti e sanno gestire al meglio questo tipo di situazioni. Commenta così il comandante della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo, l'aggressione denunciata ai nostri microfoni da un medico trevigiano che nel tentativo di documentare il degrado ai giardinetti di Sant'Andrea, in particolare un individuo che faceva i suoi bisogni, è stato rincorso e insultato da 4 giovani stranieri. Si sono arrabbiati e in 4 mi sono corsi dietro, mi hanno messo all'angolo dicendomi che dovevo assolutamente cancellare le foto che avevo fatto, che ci hanno cercato di prendere il telefono, mi hanno preso per il bavero, mi hanno preso a calci, mi hanno sputato addosso. Una raccomandazione che vale per tutti, anche per chi crede magari di avere qualche qualità in più a livello anche fotografico. Sono persone che possono essere pericolose, per cui chiamare sempre le forze di polizia. Al di là di questo, il comandante ribadisce l'impegno costante dei vigili per contrastare il degrado a Sant'Andrea, anche se una soluzione radicale potrebbe arrivare solo dalla riqualificazione dell'area legata al complesso della Camera di Commercio dopo il trasferimento all'Appiani. La situazione noi la conosciamo, la stiamo monitorando, facciamo servizi sistematici ogni settimana, stiamo avendo anche dei discreti risultati, per cui è una situazione, ripeto, che è molto nota e che cercheremo di risolvere nel più breve tempo possibile. Incendio nel pomeriggio in una casa colonica a Gorgo al Monticano, sentiamo. L'incendio è scoppiato in una grande casa colonica a 2 piani a Gorgo al Monticano. Le fiamme ed il fumo erano visibili a parecchi chilometri di distanza. A dare l'allarme alcuni residenti. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco da Treviso, Motta di Livenza e Conegliano. L'immobile, che si trova in via Vizzola in zona Molini, era disabitato. Sconosciute le cause del rogo, che hanno completamente distrutto il tetto della casa. Sul posto anche i carabinieri. E sulla strada pedemontana veneta, che lunedì verrà inaugurata nel tratto fra Tiene e Breganze dal vice premier Matteo Salvini e dal governatore Luca Zaia, arriva una puntualizzazione del ministro dell'ambiente Sergio Costa. Questi aveva infatti annunciato di aver dato il via alle indagini in seguito alla segnalazione della presenza di rifiuti sul tracciato dell'arteria veneta. Il ministro fa sapere di voler smorzare le polemiche politiche sui cantieri della pedemontana, chiarendo, si legge in una nota ufficiale del Ministero, una volta per tutte, che non è l'opera che determina i rifiuti e che quando un'opera è legittimamente autorizzata secondo le procedure di legge, questo basta. Costa conferma di aver chiesto un controllo ai carabinieri quando gli sono arrivate le segnalazioni sulla pedemontana nell'ambito di una procedura ordinaria per accertare possibili cattive gestioni.
Ed ora in città a Treviso, perché oggi è stato il giorno del Giro d'Italia con la sfilata dei ciclisti in Borgo Mazzini e la partenza dalla strada ovest. Il sole decide di farsi rivedere nella giornata in cui a Treviso esplode la festa in rosa del Giro d'Italia. Scuole chiuse, famiglie appassionati assiepano Borgo Mazzini e via Sant'Agostino. La carovana rosa che ieri ha attraversato la Marca oggi riparte dal cuore della città. Per chi si tifa oggi? Sicuramente Vendrame, che è un nostro paesano, quindi Mariano Di Piave lo conosciamo tutti e speriamo che faccia almeno un buon piazzamento, dai. Una bella giornata poi. Sì, beh, una meraviglia, dopo 29 giorni di pioggia ci voleva il primo giorno di sole. E per chi tifa oggi? Ben Nibali e dopo anche quei altri. Io vengo da Forlì, non abito a Treviso. E che impressione ha? Tutto bello, tutto molto bello, sì. Sono venuta dal mio nipotino. Sì. Tu per chi tifi? Nibali! Viva l'Italia! Oggi sport, divertimento, bel tempo, credo che ci siano tutti gli elementi per potersi godere questa bellissima giornata e soprattutto godiamoci questa città da un punto di vista diverso, a piedi e in bicicletta, meraviglioso. Metteremo in campo fin da subito risorse e progetti perché Treviso sia sempre più una città ciclabile. Treviso, capitale della bicicletta, dice il sindaco. Il palco del foglio di firma è allestito davanti alla storica bottega di Pinarello. Salgono il capo della polizia Franco Gabrielli, la nazionale femminile di pallacanestro, i campioni dei grandi e piccoli aspettano per primo il settore scuole. Eccolo lo squalo Vincenzo Nibali, ecco l'equadoregno Richard Carapaz in maglia rosa. La carica dei 143 sale in bici. La tappa che li porterà a San Martino di Castrozza inizia con la passerella cittadina, in una Treviso addobbata in ogni angolo. Giro d'Italia che è vetrina del territorio. Il presidente del Veneto Luca Zaia, puntuale alla partenza, annuncia che si stanno già organizzando gli appuntamenti veneti del Giro 2021. Stiamo già abbozzando un progetto di visibilità per i territori e stupiremo con tappe sicuramente che faranno parlare. Direi che non c'è Veneto senza Giro, non c'è Giro senza Veneto. Abbiamo chiuso la fase dei 100 anni della Grande Guerra con il 2018, per cui adesso ampliamo tutto quello che sono ricorrenze storiche ma anche eccellenze dei territori dal punto di vista agroalimentare e magari anche eccellenze dal punto di vista industriale e artigianale. Il Giro è questo. Ed oggi a Treviso a sorpresa anche il capo della polizia Franco Gabrielli, una visita in occasione del Giro d'Italia per premiare alcuni agenti della polizia stradale e sottolineare il ruolo dell'appostrada in eventi come questi. Il capo della polizia Franco Gabrielli alla partenza del Giro d'Italia da Treviso per rinsaldare il rapporto strettissimo tra la corsa in rosa e la polizia stradale sale sul palco per premiare due agenti della Polstrada di Padova, Andrea Caldone e Valentino Reati, che la scorsa estate lungo la A4 salvarono la vita a una famiglia di origini bulgare che in auto aveva imboccato l'autostrada contromano. Giro d'Italia che è anche un'occasione per ricordare quanto in macchina o in bicicletta sia importante fare grande attenzione in strada. Il monito arriva proprio dal capo della polizia. A volte non ci si rende conto che guidare una macchina, guidare un motoveicolo e guidarlo non con la giusta attenzione, con la giusta prudenza è come avere un'arma e i propri comportamenti inevitabilmente possono ricadere sulle vite degli altri, che credo sia la cosa alla quale ognuno di noi dovrebbe sempre pensare. Ringrazia uomini e donne della polizia stradale Gabrielli, sottolineando come sia tra le forze dell'ordine più esposte. Ricordo che la nostra polizia stradale è la specialità che conta circa il 12-13% degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, ma contribuisce sul versante dei caduti per oltre il 50%, a significare quanto sia anche un lavoro rischioso, un lavoro fatto anche di sacrifici. Solo quest'anno i caduti della Polizia di Stato sono stati prevalentemente operatori della Polizia stradale, quindi anche per questo veramente un enorme grazie. E continuiamo a parlare del Giro d'Italia perché oggi a ore 13 che si è tenuto lì a Treviso, ospiti c'erano Luca Zaia e Alessandro Benettone, sentiamo. E poi ormai il 24 giugno è vicino, abbiamo la partita delle Olimpiadi sulle quali abbiamo investito molto, Olimpiadi che io spero raccoglieranno il testimone dei mondiali di sci, e quindi direi che è un filo conduttore unico che è quello dello sport, del Veneto e di una regione che ha tanti praticanti sportivi.
Alessandro Benetton è una regione appunto che mette insieme grandissime aziende per quel che riguarda il mondo dello sport system, grandi campioni, ma soprattutto un esercito di appassionati di molte discipline. Stiamo parlando ovviamente di ciclismo e stiamo parlando anche di sci. Sì, il ciclismo che oggi insomma, ci regala una giornata di festa, soprattutto per questa sua capacità di coniugare i motivi del territorio, della gente, delle partecipazioni con lo sport. I grandi eventi possono fare la differenza, i mondiali di sci pensiamo che lo faranno, è già impostato in questo senso la direzione e mi auguro che il lavoro che stiamo facendo, come diceva il governatore Zaia, possa rappresentare una vera e propria piattaforma per, incrociamo le dita, l'assegnazione di queste Olimpiadi. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Pala? Sì. Siamo tornati nuovamente in studio, restituita alla città di Castelfranco la pala all'incoronazione della Vergine, ieri sera la cerimonia nella chiesa di San Giacomo Apostolo, da oggi in programma visite guidate per scoprire questo capolavoro poco noto ai cittadini come ai turisti. Giù il telo, la pala L'Incoronazione della Vergine, opera di Fra Cosimo da Castelfranco al secolo Paolo Piazza, ora spicca nella controfacciata della chiesa di San Giacomo Apostolo a Castelfranco. L'opera, riconsegnata alla città, sarà ora oggetto di visite appositamente organizzate per far conoscere il capolavoro del pittore castellano. Visite guidate organizzate già dal fine settimana dagli allievi del Liceo Giorgione, preparati dai volontari dell'Associazione Amici dei Musei. Un percorso che, partendo dal museo, primo polo culturale cittadino, passa per la visita alla Pala del Giorgione per concludersi alla chiesa di San Giacomo, chiesa che con il prezioso coro ligneo ora entra a far parte del circuito culturale cittadino. Con la collocazione della pala del Piazza sicuramente la nostra città avrà un notevole slancio culturale, perché potremo mettere diciamo così, a conoscenza del pubblico anche le altre opere che sono dentro alla chiesa di San Giacomo, che vanno ad arricchire naturalmente la chiesa di San Giacomo e che finora erano poco, diciamo così, conosciute. E come ogni venerdì ora l'anticipazione di 40, il programma che ha riaperto gli archivi televisivi di Antenna 3 dalle radio libere agli anni di piombo, il titolo di questa puntata. Il piatto di un giradischi che gira, il volto di una giovanissima Doriana Vercesi sono un po' il simbolo della puntata di 40 in onda questa sera dalle 21:15 su Antenna 3. Con 3 ospiti ripercorreremo innanzitutto l'economia della Marca e del Veneto, commentando con il presidente di Camera di Commercio Mario Pozza le occasioni mancate della Treviso Servizi e quelle che proseguono tra mille polemiche, come l'ampliamento dell'aeroporto Canova. Una stagione decisamente più sicura quella che stiamo vivendo, almeno nel giudizio dell'attuale sindaco di Arcade Domenico Presti, che incontreremo nella veste di ex carabiniere con esperienza nei nuclei speciali. Rivedremo volti e luoghi degli anni di piombo, fatti di azioni terroristiche a firma Brigate Rosse, ma anche Ordine Nuovo nel giorno del ricordo della strage di Peteano. Rivedremo anche ville e case, teatri d'azione dell'Anonima Sequestri, con vittime dai cognomi famosi come Monti, Benetton, Mosole. Infine l'ultimo tema sarà l'informazione e la comunicazione degli anni '80, con le prime emittenti private. Prima le radio tra passione e professione, poi la televisione, con i pionieri di ieri, oggi forse frastornati dai 1000 strumenti delle moderne tecnologie, che in parte hanno svuotato il fascino di queste professioni, ma forse sono anche il nuovo stimolo per la comunicazione. Un po' come 40 anni fa, quando, come molte altre emittenti private d'Italia, a Treviso nasceva Antenna 3. Ed ora parliamo del tempo, perché finalmente è arrivato il sole e il caldo dopo un mese e mezzo tra i più piovosi e freddi dell'ultimo secolo. Sentiamo l'esperto.
Dopo tanti giorni oggi abbiamo visto gli effetti positivi dell'anticiclone dell'Azore che ha deciso di espandersi verso di noi e bloccare quel flusso di aria instabile che ci ha interessato per così tanti giorni e che fa sì che ormai questo maggio sarà archiviato come uno dei più freddi e dei più piovosi degli ultimi decenni. Ma guardiamo avanti, quindi prevediamo per domani cielo in prevalenza sereno, dei cumuli che si formeranno nel pomeriggio più intensamente sui rilievi, non daranno effetti e dovuti anche al caldo, quindi al bel tempo. Per domenica è lo stesso discorso, ma potremmo dire che anche gran parte della prossima settimana sarà all'insegna del tempo stabile a temperature che andranno anche al di sopra delle medie stagionali. Per quanto riguarda i venti saranno deboli di direzione variabile, le temperature 16-18 gradi le minime, le massime come dicevamo 26-28 gradi e poi localmente nel corso della settimana anche 30 gradi. Per finire l'Alto Adriatico si parte da un poco mosso a un localmente mosso. È tutto. Prima di chiudere vi ricordo questa sera 20:10 si parlerà del maltempo di primavera con l'agricoltura in ginocchio. Ospiti in studio Paolo Quaggio, presidente della CIA di Venezia, e Francesco Faraon, vice direttore della Coldiretti di Treviso. Ed è proprio tutto da Treviso, io vi lascio alle previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito e buona serata. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Ben ritrovati al meteo. L'anticiclone abbraccia le nostre regioni dove il bel tempo ci accompagnerà nella giornata di sabato 1 giugno. Il mese dunque inizia nel migliore dei modi. Nel dettaglio sul Veneto avremo un ampio soleggiamento su tutti i settori. Il cielo si presenterà sereno o al massimo con poche nubi a carattere sparso. Non sono attese precipitazioni. Temperature minime tra 10 e 16 gradi, massime estive tra 23 e 27 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà una splendida giornata all'insegna del sole. Bel tempo dunque, clima caldo dappertutto. Temperature minime tra 13 e 16 gradi, massime comprese invece tra 22 e 27 gradi. Spostiamoci infine sul Trentino Alto Adige, dove non cambia la situazione, sarà infatti un sabato all'insegna del sole anche sulla nostra regione, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, clima caldo con massime tra 28 e 29 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi. Eleganza e comodità, perché camminare è vivere.